rappresentiamo come Iteven, questa piattaforma, questo progetto nato ormai più di un anno fa, dove sostanzialmente i consumatori potranno trovare delle informazioni circa gli ingredienti, l'aspetto energetico del vino, il bere responsabile e tutto ciò che concerne l'aspetto ambientale, quindi come smaltire correttamente la bottiglia, cartone, tappo, eccetera. Iniziativa che coniuga 3 elementi: l'informazione al consumatore, la digitalizzazione e la sostenibilità. Presenteremo infatti la Label, che è una piattaforma europea di etichettatura elettronica che sarà una rivoluzione per il mondo del vino. Da un lato ha l'obiettivo di soddisfare quello che saranno le future regolamenti europei che prevedono l'indicazione della lista degli ingredienti in etichetta anche in maniera elettronica, e questo sarà il modo per poter soddisfare questa esigenza in anticipo rispetto alla legislazione che entrerà in vigore. Però abbiamo pensato anche di allargare il concetto di Label a altri 2 temi. Da un lato il tema della sostenibilità, ricordo che nei prossimi mesi entrerà in vigore per esempio il bollino sugli imballaggi, sui prodotti, tutti i prodotti alimentari e tra cui anche il vino, quindi attraverso l'etichettatura elettronica sarà possibile avere anche un'informazione sul tipo di imballaggio utilizzato. E infine, non ultimo per importanza, il tema del consumo responsabile, quindi l'etichettatura elettronica conterrà anche la possibilità da parte dei produttori di coloro i quali poi distribuiranno il vino di avere dei messaggi di consumo responsabile, moderato, consapevole e responsabile. La qualità è una condizione necessaria ma non è sufficiente, dobbiamo anche mettere in condizione i nostri imprenditori e le nostre aziende di essere più organizzati dal punto di vista commerciale, a trasformare più in valore quegli straordinari prodotti enogastronomici di cui il nostro Made in Italy è pieno, e il settore vitivinicolo ne è sicuramente la punta di diamante, perché come abbiamo visto abbiamo fatto più di 7 miliardi di euro di esportazioni, quindi un risultato veramente storico. Quindi tutte queste tecnologie che ci possono aiutare ad avvicinare il consumatore al produttore sono ovviamente le benvenute. Io mi auguro, come relatore per il regolamento sulle indicazioni geografiche, poter anche aiutare il sistema delle imprese ad avvicinarsi, grazie agli aiuti comunitari, a queste nuove tecnologie.